Buonasera a tutti e ben chiatassa Gnovis. Il presidente della regione Federica all'intervento sulla situazione migrantis col flusso delle rotte balcaniche che mette in sempre più sotto pressione il territorio dall'Usince. E covente un'alleanza tra i paesi europei, sottolinea Federica, sedi per rotte mediterranee ma vioduzzi numers soredut perché vie terre. Con di più si adimette in campo una schiera di attività tra CAES, agli sui paesi extra UE e sulla rotte e riattivare le riammissioni in Slovenia. Queste procedure permettono di riattivare la legalità tanti a pette delle normative europee. L'Italia, per rotte balcaniche, non è un paese di prime entrate e su queste situazioni noi è tenuta a dare risposte. Alle colate di un'altezza di più o mancul 6 metri, finendo con di metalliche che ha causato una lesione grave alla DOM. Le succedute a un bandar di 60 anni, vittime questa mattina di un incidente sul lavoro in via Sellan a Udin. L'uomo era impegnato in qualche lavoro di ristrutturazione, un condominio, anche di botta le precipitate. A clamare i soccorsi è stato un collega che era con lui in quel momento. Infermiers de Central Sores hanno inviato ormai sul puesto ambulanze e le automediche. L'uomo, che è sempre stato cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Udin, dove è stato sommettuto a un intervento chirurgico delicato. Pure il dopo misdì sulle autostrade A4 per vie di un camionista chietate guide dopo le assunzioni di sostanze stupefacenti. L'allarme è saltato dopo le segnalazioni arrivate al centro operativo autostradale di Udin de bande di qualche automobilista tra Villesse e Palme che aveva inviaduto un miec pesante la Abati, quindi qualche manufatta autostradale la indevante come nuie. Sul puesto dunque è arrivata la polizia stradale che non c'è difficoltà ad ogni le prime aree di servizi e gli arrivata a bloccare in sicurezza il miec pesante, il suo conducente, risultato positivo e assunzione di sostanze stupefacenti anche dai accertamenti condotti in ospedale. Il conducente rischia un arresto di 6 mesi, un anno e un'ammenda di 1.500 a 6.000 euro, di là dai dispons sulla patente che sarà sospinduta al manco il 12 mesi. In Friuli Venezia Giulia una persona su due non arriva a far fronte all'aumento del prezzo dei costi di energia. Di quanto è sclopata la crisi energetica, di là di 1 miliardo di persone, se si sono direcati ai sportelli di consumo per domandare assistenza, per rateizzare i bolletti, c'è muta cedi al bonus, verificare i fattori e fermare i fornitori. Un'evore di problemi si riguardano gli over 65, con pensioni basse e gli sfamei numerosi. Alle quadri presentati stesse associazioni dei consumatori e dei CISL che hanno promovuto in Sale Valduga ai Camere di Commercio di Pordenone e Udin una tavoletta ronde sulla crisi energetica e Gnovis Pueretaz, c'è la fur de crisi. La Giunta Comunale di Udin ha approvato il progetto definitivo esecutivo dall'intervento di sistemazione in vie de scuelis. Là dentro in tal programma di intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Il Ministero di Transizione Ecologica finanzierà i lavori per 150.000 euro su 420.000 complessivi. L'intervento al previo la realizzazione di un new stock di piste ciclabili bidirezionale, l'adeguamento ai spazi pedonali, il miglioramento dei spazi spallacessa e i servizi presenti in te zone senza ridurre il numero dei parks. Il fontal sarà fatto con un materiale che drene con sistemi di smaltimento e recupero dei aghis per tornare ad operare gli stessi. Ma non sclarisce tutti il vice sindaco di Udin, Loris Michelini. Via de Scuelis a Iris è un costo importante, però una parte, più di 150.000 euro, non svenda dal fondo europeo. Perché facciamo la riqualificazione delle vie, quindi facciamo una pista ciclabile dell'FVG1, quindi le ciclovie principali, abbiamo fatte 9 che come noi e vengono realizzate in sopraelevate e ho sistemi in marciapiede e lì perché le scuole fruc e anche le scuole materne e le iglesie in bande e ho fatto in tutto nuovo, ho fatto in senso unico in modo tale che poi girare per via Lombardia e tornare da Ur. Non abbiamo post per macchine perché io faccio sosta in bande in somp e ho già fatto altri 30-40 post prime, quindi
o la Sine Rubis o lì in rialzi in pratica con l'attraversamento pedonale illuminato, lì da scuole, metti in sicurezza. Il tutto con materiale drenante, un materiale che assorbisce le aghe dopo vengono convogliate in cisternis. Io penso che via de scuole Sairis e sarà una delle prime stradis con a livello europeo con nuovo materiale drenante che è stato di recente approvato. Siglati in prefetture a Pordenone un protocollo in tal'ambito dal progetto Scuelis Siguris che ha previsto finanziamento statale per 100.000 euro a prodi siete comuni dal Friuli Occidentale per potenziare i controlli all'esterno dei istituti scolastici. I fondi saranno presi per l'acquisto di un drone, le installazioni telechiamaris, controlli coordinati tra Polizia di Stato e Polizia Locale e attività di formazione sulla sicurezza. Dal prossimo fin di marzo il Trieste Airport potrà contare su due news collegamenti, Dublino e Barcellona. La partnership con Ryanair si arricchisce dunque con un totale di 11 collegamenti operati dal vettore che al calcolo del Friuli Venezia Giulia è strategico. Soddisfazione dal presidente Regione Fedriga che l'ha rivelato in tutto caso di ponti di partenza in un accordo che al ponte fa crescere anche gli rivadis. Il Trieste Airport all'ospite anche la fermata delle Frecce Rosse stin lavorando per farlo crescere anche in modi plui alla ditte. Tornerà anche il collegamento con Bruxelles, di là di Londra, Malta, Valencia e Parigi e gli rotis italianis vengono a stare Bari, Palermo, Napoli e Cagliari. L'aeroporto intanto le da ora Pontà arriva al 90% dei passeggeri record dal 2019. I sindaci di Davar, Prat, Rigulat, For e Sapade, in Tuncul, presidente della comunità di Monte Chiarni, si sono chiamati per confrontarsi sul proseguimento dei lavori di realizzazione del percorso di 13 km che collegherà il Chianal Pedarcia a Sapade, Chiapandentri anche l'Asse Tuglia Chiampizzulò. La comunità di Monte Chiarni si impegna a garantire la realizzazione del progetto lungo il tocco che collega i due riparsi alpins e sarà ridotta l'amplezza da splaciutis di scambi e venirà riservata cura e passaggio sui coladors. 17 concerti di più di 10 comuni per un percorso musicale lungo 9 mesi. L'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani ha presentato il programma per stagione 2022-2023 che proviota per altri la collaborazione con altri scienze, l'impegno dedicato alla valorizzazione dei talenti giovani sotto dai 35 anni e la presenza di ospiti di livello nazionale e internazionale, tra cui Stefano Bollani. Il primo doppio appuntamento sarà a dicembre col concerto di Nadal che si farà il 22 al Teatro Sociale di Glemone e il 23 a San Giorgio di Noiar. Nos conta tutto il direttore delle orchestre. Perché stiamo arrivati dopo la pandemia a riorganizzare una stagione completamente normale, insomma, che rimasse anche che mangiava e quindi la presenza di concerti sinfonici con orchestre grandi e coro, finalmente senza limitazioni di spazi e di organic. E i vari tanti appuntamenti, insomma, hanno veramente un evore, i citi dome che poi disinsignificativi, appunto, una le in l'occasione della Dunada Nazionale degli Alpins che sarà mai a Udin, un concerto con una MS alpine che viene commissionato al Furlan, compositore Marco Maiero, che è uno dei più attivi a livello nazionale per questo tipo di organic, e una grande collaborazione col pianista Stefano Bollani che porterà in due datis a Udin il 9 di giugno e a Trieste al Politeama Rossetti il 10. E alle tutte, parusgnote, novi saltone domani, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate, riviodisi.